Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra campagna in single player, precisamente nel 204 a.C., all'indomani dell'assedio nella cittadina ovviamente di Cenabum. Siamo riusciti a ottenere particolari tratti sia per il nostro esercito, i vincitori di Ubrauco, sia per i nostri agenti. Allora, il signore della guerra, qui il nostro caro Magnum PI, ha ottenuto una grande possibilità di muoversi molto più velocemente nella mappa. Sicuramente questo ci aiuterà a prendere ovviamente in maniera concreta la nostra nuova guerra che intraprenderemo tra qualche anno, quindi vediamo di potenziarlo, mentre il nostro caro esploratore, date un'occhiata adesso al livello 6 addirittura di abilità, vediamo di renderlo ancora più abile nelle azioni critiche nei riguardi degli avversari, perché sicuramente ci serviranno degli assassini completi appunto a 360 gradi, quindi vediamo di renderlo ancora più abile in questa particolare capacità, mentre i nostri cari vincitori di Ubrauco rendiamoli ancora più combattivi per quanto riguarda ovviamente la loro tradizione militare, quindi combattenti formidabili come dei veri e propri spartani nati per la guerra, e rendiamo quindi le loro armi ancora più appuntite e sicuramente le loro braccia ancora più forti. Ok, mentre per quanto riguarda sicuramente il generale lo rendiamo magari molto più adatto allo zelo, perché le nuove città che andremo a conquistare non hanno e non condividono la nostra stessa cultura, quindi ci servirà un pugno forte per convertire esse stessa alla nostra civiltà. Allora, per quanto riguarda l'esercito che abbiamo nel sud della nostra Namnetum, vediamo di condurlo direttamente nell'accampamento per ridurre l'ordine pubblico. Ecco, come potete vedere ancora l'ordine pubblico non è aumentato perché ci ritroviamo proprio nello stesso anno della conquista. Volevo appunto spiegarvi le nuove mie mire di conquista. Allora, vediamo un po', ho analizzato anche i vostri commenti e sono riuscito a decidere proprio la nuova strategia di conquista. Allora, abbiamo due eserciti noi, sia nella parte sinistra che nella parte destra della Celtica. Sicuramente ci serve Bibracte, che è l'insediamento necessario per il completamento della nostra provincia, e quindi sicuramente ci lanceremo alla conquista di questa città contro i Pictoni. Ricordiamo che i Pictoni hanno ben 3 possedimenti, a nord, a sud e ovviamente anche nel centro, ovviamente l'Aquitania. Mi avete fatto notare che i Vivisci si ritrovano proprio accanto ai Pictoni stessi, e proprio analizzando la situazione io ho notato che i Vivisci sono proprio, vediamo un po', diamo un'occhiata se da questa parte si può vedere, probabilmente no, però sicuramente sono in guerra con i Pictoni, quindi avevo pensato di stringere un bell'accordo militare con i Vivisci per circondare i Pictoni e quindi strappare anche un ottimo accordo per riuscire a commerciare anche con i Vivisci stessi, in modo tale da esportare le nostre materie prime e guadagnare ancora più monetine. Quindi questa potrebbe essere un'ottima strategia militare, conquistare sia l'accampamento di Bibracte, l'Aquitania, in seguito la provincia, se riuscissimo magari a scendere verso il basso, e poi avere un ottimo accesso, vediamo dove dirigerci magari dalla prossima volta, alla Spagna o addirittura all'Italia stessa. Magari nel momento in cui riusciremo a ottenere questi tre principali insediamenti decideremo. Allora, per adesso però possiamo gettarci nuovamente nella nostra mappa conquista, perché ancora ci sono tantissimi lavori a livello amministrativo e politico da effettuare. Il nostro esercito sta recuperando le forze, ci ritroviamo a circa 2-3 anni dal completamento, sicuramente per quanto riguarda la loro guarigione, però per adesso possiamo passare il turno. Mi sa che abbiamo assegnato tutte le nostre capacità, però ricordiamo che a nord, ovviamente nella nostra grande e verde isola, abbiamo ancora un esercito che non è stato svincolato dalla città, poiché l'ordine pubblico ha raggiunto ancora livelli molto elevati. Allora, intanto dobbiamo rassicurare la nostra situazione nel nord, nell'Irlanda, per svincolare quell'esercito e portarlo direttamente nella Gallia. E intanto abbiamo abbastanza monetine, quindi la nostra agricoltura è ovviamente la colonna portante della nostra economia, quindi cerchiamo ancora di investire su questo settore. Intanto abbiamo ottenuto la nostra vecchia vergine di guerra, benissimo. Abbiamo completato la missione Audacibus Annue Captis, benissimo. E sicuramente abbiamo guadagnato altri 2500 soldini nelle nostre tasche, ottimo. Allora, obiettivo assegnato, dobbiamo mantenere 60 unità in tutto, perché se vogliamo la pace sicuramente dobbiamo mantenerci pronti per la guerra. Allora, 12.000 soldini in più se riuscissimo a ottenere queste 60 unità in tutto, quindi adesso dobbiamo lanciarci sicuramente in un reclutamento forzato. Allora, vediamo quello che è successo. Popolazione travagliata nella regione celtica, vediamo un po', sicuramente stiamo guadagnando ordine pubblico, in 3 anni avremo risolto tutti i problemi, aumentano gli aiutanti, sicuramente le costruzioni vengono adesso completate. Proprio a Eblana è stato completato il vecchio altare appunto per la nostra Eblana, eccola qui, il nostro vecchio altare, l'altare di Rosmerta, e quindi l'ordine pubblico è aumentato decisamente. Intanto espandiamo la nostra città in qualcosa di importante.
eccoci qua. Allora, vediamo di ragionare un po'. La nostra città di Eblana, qui nel nord, ha un importante centro agricolo, che quindi aumenta la nostra ricchezza, un'importante fucina, la quale aumenta l'abilità dei nostri uomini. Non c'è ovviamente qualcosa che la rende ancora più adatta all'ordine pubblico. Vediamo un po', se io spostassi questo esercito al di fuori della città, rimarrebbe ovviamente un vuoto, meno 3 punti per quanto riguarda l'ordine pubblico, e sicuramente con la sacra recinzione per adesso non riuscirei a far nulla. Però, visto che abbiamo già qui nel nord, ovviamente nella nostra città di Eblana stessa. Scusate ragazzi, la città che stiamo andando ad analizzare è appunto Elidon, proprio mi ero un attimo confuso. Allora, ad Elidon ancora la situazione è abbastanza negativa, quindi io direi per adesso, per tenere la situazione sotto controllo, di magari in questa zona reclutare una nuova unità, quindi un nuovo esercito, magari con un generale abbastanza sempliciotto, come dire, alle prime armi, perché sicuramente questo esercito ci servirà per tenere sotto controllo questa zona. Quindi creiamo un nuovo esercito, magari un esercito pedestre, perfetto, dei nobili eroici, molto bene. Vediamo di creare magari una piccola unità per tenere l'ordine pubblico sotto controllo, come per esempio i nostri uomini liberi di leva. Ben 2 unità potranno aiutarci e magari riusciremo a svincolare la nostra nuova unità che si ritrova proprio da questa parte. Vediamo di fargli prendere un bel biglietto per il traghetto, mettiamoci proprio qui, e intanto vediamo di trasferirci da questa parte. Ok, ragazzi, mi ero un attimo confuso perché vedevo appunto il martello, appunto qui le 2 asce, quindi credevo che si potesse creare qualcosa da questa parte, invece proprio dovevamo dirigerci dall'altra parte. Allora, vediamo se a Elidon possiamo fare qualcosa di interessante, vediamo se possiamo ancora aumentare la nostra possibilità di mantenere sia l'ordine pubblico che aumentare la nostra ricchezza. Io direi che le zone comuni potrebbero aiutarci a migliorare sia l'ordine pubblico che la ricchezza. Bene, io direi di andare a costruire proprio questo particolare, sembra proprio un centro cittadino, e cerchiamo di realizzarlo nei prossimi turni. Bene, allora, questo esercito a breve verrà completato, sicuramente potremo spostare questa unità principale nel sud, ovviamente, della nostra, nel nord della nostra Gallia. Però, visto che qui ritroviamo la nostra fucina del bronzo, ragazzi, io direi di andare a creare proprio qualche unità d'assalto, come per esempio, vediamo un po', abbiamo abbastanza spadaccini, creiamo qualche altro spadaccino in più, come per esempio 3 spadaccini in più e magari qualche schermagliatore britannico che potrebbe aiutarci. Bene, uno può andare abbastanza bene, sostituiamolo, no, può andare abbastanza bene, proprio uno, sì, abbiamo anche un fromboliere, quindi le unità di schermagliatori ci sono e anche le unità corpo a corpo. Bene, quindi cerchiamo di completare questo piccolo esercito. Intanto qui le nostre città come stanno andando? Abbiamo abbastanza cibo, per adesso non è importante andare a riformare queste città perché l'ordine pubblico è ancora in bilico, e magari possiamo andare a dare un'occhiata direttamente ai territori avversari. Allora, intanto con la Vergine di Guerra addestriamo i nostri vincitori di Obrauco ancora di più, e con il nostro caro ninja vediamo di, anzi più che il ninja, vediamo di utilizzare il nostro Magnum PI, vediamo di spedirlo immediatamente nei riguardi ovviamente degli avversari. Vediamo che cosa nascondono in queste fantastiche montagne nebbiose. Attenzione, fermiamoci, calma amico mio con quel dannato cavallo, tira le briglie. Allora, vediamo un po', Vibracte per adesso sta soffrendo un grave periodo per quanto riguarda l'ordine pubblico, hanno ben 2 eserciti, uno non molto come dire, equilibrato, mentre l'altro lo ritroviamo abbastanza concreto. Comunque questo potrebbe essere un assedio abbastanza complicato perché hanno delle mura molto elevate, sicuramente dovremo creare delle macchine d'assedio di tutto rispetto. Quindi vediamo un po' intanto di vedere un po' cosa stiamo scoprendo. Ovviamente il totem della tribù per la realizzazione della taverna, e sicuramente vedremo un po' più avanti che cosa realizzare. Ancora sono indeciso, sicuramente possiamo lanciarci nel consiglio druidico che ancora abbiamo lasciato incompleto e sicuramente ci aiuterà ad aumentare la nostra ricchezza. Quindi vediamo di passare, ragazzi, l'anno e vedere un po' quello che accadrà sicuramente nei prossimi mesi. Eccoci arrivati, sono passati appena adesso 2 anni, ci è stato assegnato un nuovo obiettivo, il nostro consiglio dei capi si è fatto sentire con una bella letterina: amato governatore, temuto conquistatore, costruttore di città, distruttore di civiltà, alla gloria si arriva per molte strade. Quale sceglierai? Radia al suolo, saccheggia 8 diversi insediamenti. A quanto pare come tribù barbara, ovviamente essa siamo, dobbiamo radere al suolo, addirittura distruggere 8 diversi insediamenti con una ricompensa di circa 10.500 monetine d'oro. Intanto siamo riusciti a ottenere la nuova ricompensa per quanto riguarda la scorsa missione, 12.000 monetine d'oro grazie al reclutamento delle ultime unità dei guerrieri del Guado. Vediamo adesso di farli imbarcare direttamente verso la Gallia. Andate ragazzi a tutta manetta, perfetto. In circa, vediamo un po', vediamo se possiamo addirittura circondare gli avversari su 2 fronti, benissimo. Allora, vediamo un po', corrono 1, 2, 3, 4 anni per arrivare all'Emonum, perfetto.
perfetto, mentre il nostro volere di Andraste per arrivare all'Emonum ci metterà più o meno 3 anni, perfetto. Intanto in 3 anni qui la situazione verrà completamente ripristinata e potremo attaccare su 2 fronti i Pictoni, perfetto. Intanto a Bibracte, come potete vedere, non ci sono più unità, poiché sono probabilmente andate a combattere sicuramente contro i Vivisci. A proposito dei Vivisci, vediamo di iniziare un bel accordo diplomatico con loro stessi. Allora, andiamo nella sezione diplomazia, intanto abbiamo le spalle coperte per quanto riguarda gli Scerusci, vediamo come stanno andando. Addirittura qui vi sono i Treveri, maledizione, quindi una nuova fazione che sicuramente non avevo visto, maledizione, però sicuramente abbiamo anche le spalle coperte dei nostri cari amici. Allora, vediamo un po' dove si ritrovano i Vivisci, eccoli qua. Allora, sicuramente, come potete vedere, sono in guerra con i Pictoni e hanno anche ottime importazioni di marmo. Allora, vediamo di iniziare a contrattare qualcosa. Gli dei faranno in modo che io vi ascolti, ma arrivata al punto entro la fine della giornata. Ok, amico mio, sembra che ha addirittura un'elica in testa, ragazzi, guardate che figo. Allora, vediamo un po', aggiungiamo un'offerta. Io direi di iniziare con un accordo commerciale accompagnato dalla nostra partecipazione alla guerra contro, vediamo un po', i Pictoni. Ah, perché addirittura sono in guerra anche contro gli Averni. Vediamo che cosa dicono. Ovviamente la probabilità di successo è alta. Bene, quindi abbiamo capito che intendono affiancarci nella guerra. Ah, ecco gli Averni dove sono. Stanno iniziando a farsi strada. Eccoli qua contro i Pictoni. Io direi, ragazzi, di muoverci, perché altrimenti gli Averni potrebbero distruggere definitivamente i Pictoni. E intanto possiamo anche strappare un bel transito militare. Perché questo? Perché se riuscissimo a ottenere la città la provincia dell'Aquitania e della Celtica, poi sicuramente non potremmo attaccare i Vivisci, perché sicuramente dopo che abbiamo combattuto con loro fianco a fianco in battaglia non possiamo sicuramente distruggerli, e quindi con un transito militare avremo la possibilità di dirigerci verso la Spagna, per esempio. Quindi vediamo cosa dicono per un transito militare. Ovviamente una possibilità moderata, quindi sicuramente faranno una controfferta. Però per adesso, visto che abbiamo capito che sono amichevoli nei nostri riguardi e sicuramente affidabili, possiamo per adesso annullare l'accordo e vedere un po' di sistemare questa dannata posizione dell'ordine pubblico. Allora, in qualche altro turno riusciremo a migliorare il tutto. Qua possiamo creare un'altra bella forza per tenere sotto controllo tutte le nostre unità. Allora, vediamo un po'. Ratis, un bel candidato, meno 10%, 3 pressione fiscale. C'è qualcuno che aumenta l'ordine pubblico? Vediamo un po'. Corruzione, questo ovviamente è il nostro grande statista, che vorrei lasciare per adesso da un'altra parte, perché sicuramente non vorrei lasciarlo a controllare una semplice cittadina, bensì vorrei condurlo in un vero e proprio combattimento. Quindi vediamo di scegliere il nostro candidato a effetti del comandante. Zelo, ordine pubblico, dai grandi personaggi, provincia locale. Ok, scegliamo il nostro caro Barnaeros, creiamo un esercito proprio da questa parte, un esercito di veri e propri uomini con spada, e reclutiamo magari qualche semplice unità di amico con lancia. Eccolo qui. Ok, ben 2 possono andare abbastanza bene. Vediamo se usciamo direttamente dal controllo della città. Addirittura, perfetto, già adesso potremmo andare a conquistare direttamente la città di Lemonum, perché riusciremo a tenere il controllo. Ok, allora questo esercito per adesso è svincolato. Vediamo di condurlo un attimino nei riguardi della nostra cittadina di Cenabum per migliorare il suo contesto bellico. Vediamo di andare un attimino da questa parte, perfetto. Mentre per quanto riguarda questa zona qui abbiamo la possibilità di spostarci fuori. Vediamo un po', ecco, meno 7, ecco perché dobbiamo andare a migliorare certamente questa unità. Ok, quindi rimaniamo un attimino qui dentro per tenere sotto controllo il territorio. Prendiamo un attimo la nostra spia, il nostro vecchio e caro esploratore, il nostro percursore di Diabolic. Vediamo di procedere in avanti, vediamo cosa nascondono qui gli avversari. Una città completamente vuota, perfetto. E sicuramente adesso possiamo andare a reclutare qualche uomo in più. Allora, visto che abbiamo tanti uomini nel combattimento corpo a corpo, ci servirà qualche altro schermagliatore. Vediamo di reclutarne ben 3, perfetto. 3 forse sono troppi, sì, 2 possono andare bene. Ok, perché gli altri soldi sicuramente ci serviranno per mantenere il controllo nelle piccole province. Ok, mettiamoci proprio con il piede di guerra pronto. Abbiamo disseminato adesso la nostra ascia di guerra, pronti a lanciarci contro la cittadina di Lemonum. Ok, il nostro esercito sta per arrivare, il nostro esercito di supporto è appunto nel nord del mare Ibernicum, perfetto, ci stiamo appunto procedendo nei riguardi dell'avversario. Sicuramente diamo un'occhiata alla nostra tecnologia, sicuramente siamo riusciti a ottenere il controllo del totem della tribù, quindi più abilità offensiva, più abilità difensiva per le nostre unità, e adesso ci stiamo lanciando nella scoperta della conoscenza della quercia. La quercia è sicuramente importantissima e ci darà grande possibilità economica per i prossimi turni. Allora, intanto qui è stato completato il nostro altare, il nostro centro cittadino. Vediamo in che cosa possiamo convertirlo. Allora, mercato dei contadini, ricchezza per l'agricoltura,
dagli edifici per il bestiame, qui non abbiamo bestiame quindi non serve, sala delle riunioni, ordine pubblico, 5% del morale delle nostre unità, tenuta del capo tribù, cava, deposito cittadino, vediamo un po', io direi di attendere il prossimo turno, magari vediamo un po' per cercare di capire più o meno cosa possiamo andare a ricercare, perché probabilmente possiamo andare a scoprire qualcosa di più interessante per questa nuova cittadina. Ok, io direi che è il momento di passare il turno e dirigerci direttamente all'interno della nostra sezione di conquista. Bene, ci ritroviamo di fronte a un altro turno. Vediamo adesso che cosa andare a ricercare per quanto riguarda la nostra nuova sezione di ricerca. Allora, io direi di andare a scoprire direttamente le ultime 2 ricerche dell'anno 1 nel Consiglio Druidico, come per esempio la fornace per la compellazione. Ci aumenterà sicuramente la possibilità di costruire nuovi edifici come l'Orafo, e sicuramente avremo il meno 2% alle azioni ovviamente dei nostri agenti. Bene, allora ho deciso finalmente cosa andare a costruire all'interno della nostra sezione del nord. Sono riuscito a leggere per benino ovviamente le richieste da parte dei costruttori. Allora, la cava a deposito potrebbe essere davvero un'ottima opportunità, avremo più il 15% alla ricchezza dagli edifici per l'agricoltura e per il bestiame, sicuramente anche più ricchezza dall'economia e meno 10% alle perdite dovute al logoramento sotto assedio, quindi potrebbe essere davvero un'ottima opportunità per noi stessi, quindi io direi di andare a costruire direttamente la cava deposito. Bene, perché proprio qui nel nord noi produciamo ovviamente metalli in queste fantastiche montagne del nord. Intanto la situazione politica sta andando abbastanza bene, l'ordine pubblico è sotto controllo, la nostra grande imbarcazione, qui il nostro traghetto sta proprio per arrivare a destinazione, stiamo per arrivare ragazzi miei. Intanto vediamo cosa possiamo fare qui vicino, vediamo di condurre questo esercito qui dentro, più 7, vediamo se possiamo svincolare questa unità, attenzione, incrociamo le dita, vediamo di uscire, meno 5 ancora, maledizione, mi sa che dobbiamo ancora un altro po' migliorare questo piccolo esercito da questa parte, vediamo di aggiungere qualche altro fromboliere accompagnato da, attenzione, qualche altra unità di lanciere, perfetto, magari con queste 6 unità, 7 addirittura 8 unità, in 2 turni potremmo finalmente liberare il nostro vecchio esercito da questa parte e dirigerci finalmente nei confronti di Bibracte. Ok, per adesso rimaniamo ancora qui dentro per evitare che i cittadini si ribellino, perfetto, con il nostro ninja ancora possiamo procedere in avanti, vediamo quello che succede, questa città è completamente vuota, addirittura c'è un piccolo esercito, io direi ragazzi che è arrivato il momento, possiamo già iniziare qualche azione di sabotaggio nei riguardi degli avversari, magari un bel assassinio, attenzione, spada nascosta, questo generale sembra abbastanza, come dire, anzi ben protetto, vediamo se possiamo sabotare l'esercito, intercetta gli ordini, allora rivela un esercito, un insediamento o un agente, obiettivo fermato 18%, ostacolato 77%, esito positivo, ok, mentre fornitura di veleno, ok, ostacolato, fermato, ovviamente anche le possibilità negative ci sono, per adesso vediamo di provare una bella fornitura di veleno nei riguardi degli avversari, attenzione, andiamo amico mio, forza, sabotaggio militare riuscito, perfetto, abbiamo effettuato, come dire, siamo riusciti a far perdere diverse unità agli avversari, ci siamo preparati quindi a schierare la nostra spada proprio nei riguardi dei nostri cari. Dopo l'azione del nostro ninja sicuramente abbiamo ottenuto un aspetto negativo nei riguardi dei nostri pictoni, quindi adesso è arrivato il momento ragazzi di schierarci contro i nostri vivisci per la conquista di questi 2 dannati territori. Allora andiamo nell'azione diplomazia, i nostri cari vivisci eccoli pronti al nostro caro accordo. Allora aggiungiamo la prima offerta, un bel transito militare nei loro riguardi perché sicuramente ci potrà aiutare. Vediamo un po', perfetto, aggiungiamo anche un bel patto, eccolo qui, dov'era, maledizione, vediamo se lo troviamo, eccolo, partecipa alla guerra contro i Pictoni, eccolo qui, già ci ritroviamo con una possibilità abbastanza alta per l'accordo commerciale moderata, ma l'accordo commerciale quanto ci farà guadagnare? Solo 158 monetine, allora visto che la possibilità ragazzi è moderata, loro potrebbero rifiutare l'offerta o addirittura chiederci dei pagamenti, l'offerta potrebbe anche compromettersi, quindi vediamo adesso di provare esclusivamente il transito militare, ovviamente il transito militare rimuove la penalità diplomatica, perfetto, e sicuramente potremo partecipare alla guerra contro loro stessi, sicuramente al loro fianco. Allora vediamo di proporre l'offerta, hanno accettato l'offerta, benissimo, sicuramente adesso siamo in guerra con i Pictoni e possiamo dirigerci finalmente nella nostra mappa conquista. Più avanti tenteremo di stringere l'accordo commerciale. Dimenticavo, mi è arrivata una piccola richiesta, vediamo un po', proprio qui in basso, maledizione, un piccolo accampamento proprio nei riguardi, eccolo qui, proprio l'accampamento di
Dio Lisippo, eccolo qui, dei Lusitani, ci ha inviato una piccola lettera nella quale cercava di effettuare, come dire, di stringere un bel accordo commerciale. Per 156 monetine orarie io ho cercato di accettare, quindi sicuramente abbiamo degli altri introiti. Detto questo, adesso la guerra è aperta. Benissimo, allora, vediamo cosa fare. In qualche altro turno qua sistemeremo la nostra situazione e potremo dirigerci finalmente alla conquista. Il nostro grande signore della guerra, Magnum PI, mandiamolo all'attacco con una bella sovversione, magari assaltando la guarnigione presente all'interno del contesto avversario. Abbiamo il 56% dell'esito positivo. Oppure incursione, causa danni minori nell'insediamento prescelta e riduce il numero di schiavi nell'area, raduna gli schiavi per un combattimento. Un bel assalto alla guarnigione potrebbe essere ottimo. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Attenzione, dai amico mio, fai del tuo meglio. Ferito, il tuo agente è stato ferito, maledizione, sempre il solito stupido, cioè non è riuscito neanche a ferire una piccola unità. Vai, tenteremo con il nostro esercito di distruggerla definitivamente. Con questa unità qui stiamo reclutando, perfetto. Sì, può andare abbastanza bene, un esercito ovviamente di supporto, a breve entrerà in combattimento diretto con la città di Lemonum, benissimo. Intanto qui vediamo come va la situazione, abbastanza bene, vediamo di entrare in città. Bene, ok, adesso mi sa che possiamo passare il turno, perché la nostra unità navale sta per avvicinarsi, quindi attenzione, questo personaggio ha un'abilità non assegnata. Ah, giusto, dimenticavo, la nostra vergine di guerra sta continuando ad addestrare le nostre unità, quindi sicuramente dobbiamo renderla ancora più abile. Allora, vediamo un po', raggiro, tenta 10% e anche abilità con le armi da fuoco in più, perfetto. Lasciamo questa abilità in più all'interno del nostro esercito. Ok, finiamo il nostro turno ragazzi, adesso lanciamoci direttamente nella nostra guerra. Allora, sicuramente se riuscissimo a conquistare i nostri pictoni avremo davvero un potere nazionale davvero oltre qualsiasi soglia. Se appunto riuscissimo a completare il piano che vi ho appena citato, avremo un accesso sia alla Spagna che all'Italia, quindi magari in futuro dobbiamo decidere su cosa lanciarci. Questa è una battaglia sicuramente molto importante. I Pictoni non so perché stanno scappando proprio dalle loro città, sicuramente perché sono attaccati su più fianchi. Attenzione, una nobile fine, che è successo? Attenzione, è morto sempre cause naturali, i nostri generali muoiono, lo statista Belenos, il più importante e il più abile della nostra storia, quindi i nostri uomini, i nostri grandi generali, i nostri soldati muoiono a casa nel letto invece che in battaglia, quindi non lo so, probabilmente ce ne sarà un altro da arruolare, comunque davvero ci dispiace per il nostro grande generale. Intanto un agente incognito è stato scoperto nei riguardi appunto dei nostri vecchi eserciti. Intanto qui come sta andando, abbiamo reclutato qualche altra unità in più, vediamo un po', vediamo di mettere anche, mi sa che un'altra piccola unità può andare abbastanza bene, anzi meglio 2, ok, vediamo un po', 3 possiamo reclutarle, sì, va bene, vediamo se possiamo uscire direttamente da questa dannata città o ancora ci sono problemi. Vediamo un po', ancora meno 3, però sicuramente con le nostre prossime 3 unità riusciremo a ripristinare l'ordine pubblico. Ok, vediamo di procedere in avanti, di entrare in territorio avversario proprio nei riguardi della cittadina di Lemonum, vediamo di eliminare questo dannato ninja qui nel nord. Quest'altro baffetto di Magnum PI sembra abbastanza abile, vediamo di manipolarlo proprio contro l'avversario. Abbiamo il 37% di effettuare una bella coercizione, quindi vediamo di tentare la fortuna ragazzi, magari siamo fortunati. Attenzione, colpo di spada, coercizione, avanti, fallimento tempestivo. Il tuo agente ha fallito ma i suoi sforzi non sono stati del tutto inutili, i fallimenti hanno insegnato loro più di quel che avrebbero imparato altrimenti. Perfetto, e abbiamo ottenuto un altro grado di esperienza. Mamma mia, sta diventando proprio meglio del suo maestro. Quanti anni abbiamo? Attenzione perché con gli anni stiamo sempre, come dire, in bilico. 67 anni, cioè combattiamo con un'orda di anziani ragazzi, col bastone vanno a combattere. Attenzione, vediamo un po', assassinio, persuadi, questa potrebbe essere davvero una collaborazione utile. Allora, vediamo se possiamo lanciarci all'attacco dell'accampamento avversario, la cittadina di Lemonum. Attacchiamo, ole! Allora, hanno una bella guarnigione, abbastanza concreta, e il nostro generale, il baffetto Corno d'Oro, è abbastanza abile nel combattimento. 2100 uomini contro appena 1200, possiamo circondare la cittadina per tenere quindi un assedio e farli morire di fame per qualche turno. Bene, mentre qui adesso cercheremo di avanzare proprio nei riguardi di Bibracte, la città che ovviamente ci interessa di più. Benissimo, è un'azione abbastanza rischiosa ragazzi, perché stiamo lasciando le nostre città completamente vuote, però da questa parte siamo coperti dalle montagne, da quest'altra parte siamo coperti dalle nostre unità navali e quindi magari possiamo addentrarci nel territorio avversario. Eccoci qua, proprio quello che mi aspettavo, una battaglia all'ultimo sangue, i cinghiali, eccoli qua, contro i vincitori di Obrauco. Ormai li conoscete ragazzi, celebri nel combattimento
combattimento, hanno distrutto tutta l'Inghilterra e l'intera Irlanda, quindi sicuramente una battaglia memorabile. Ok, procediamo in avanti, qui stiamo reclutando altre truppe, mamma mia, adesso la situazione si fa ancora molto più complicata. Miglioriamo ovviamente il nostro altare di Cermonos, aumentando ovviamente ancora altra ricchezza e altro ordine pubblico per i prossimi turni. Ok, qui stiamo continuando l'assedio, vediamo qua come sta andando, altri uomini, perfetto. Finiamo il turno ragazzi, attendiamo e vediamo cosa accadrà nei prossimi turni. Questi ovviamente sono i momenti molto più interessanti, perché sicuramente l'avversario starà studiando la situazione, perché con questo esercito che abbiamo fatto avanzare proprio qui vicino alla clessidra, l'avversario non sa dove muovere le truppe, perché ha già una città circondata, l'altra in procinto di essere circondata, quindi non sa cosa fare. Allora, quindi sicuramente eccolo qua, attenzione, battaglia davvero molto, vediamo un po' interessante, 2100 truppe contro, vediamo un po', circa 3000 truppe, 2000, abbiamo 900 uomini in meno ragazzi. Questi uomini qui, vediamo un po', sono... è l'esercito di guarnigione. Io direi per adesso di ritirarci un attimo indietro, perché potrebbero farci davvero molto male. Ecco che attacca. E adesso l'avversario avanza, si ritrova nelle montagne nostre alleate, come al solito le montagne nebbiose anche su GTA, lo sapete, quando siete inseguiti dagli sbirri, le montagne vi aiutano sempre a fuggire. 2000 uomini contro 1600. L'avversario è stato così stupido da seguirci proprio nei meandri delle montagne nebbiose, quindi è stato costretto ad attaccare. Quindi come una sorta di imboscata ragazzi, ci hanno seguito nella fossa dei serpenti, adesso i serpenti con il veleno li mettono al tappeto. Almeno ci proviamo, questo è un esito positivo, come ben sapete le battaglie sono sempre uniche, questa battaglia del 199 come al solito, come dico sempre, verrà ricordata nei libri di storia, con esito positivo speriamo per i viceni, e cerchiamo quindi di far capire chi siamo a questi semplici otti pictoni. Allora, vediamo un po', esplora... Vediamo, ragazzi, una bella battaglia sotto appunto gli occhi di Zeus, che quest'oggi ha fatto muovere un bel temporale, fulmini e saette, ci sono anche tuoni, quindi vuol dire nell'antichità si diceva che quando c'erano appunto tuoni intorno a un campo di battaglia, il carro di Giove passasse appunto al di sopra degli avversari facendo un frastuono unico, quindi sicuramente il carro di Giove sta passando qui sopra, speriamo che non ci fulmini immediatamente. Allora, i nostri uomini a petto nudo con meno 10 gradi, eccoli qua, c'è quasi la neve, questi sono ovviamente più furbi, con una bella magliettina, ok, i capelli, la conciatura dell'ultimo dei Moicani. Vediamo di lanciarci in battaglia. Allora, sistemiamo il nostro esercito con calma. Allora, vediamo un po', 3 unità di frombolieri, eccoli qua, proprio in prima linea, benissimo, seguiti da le prime unità, ovviamente i nostri cari lancieri non esperti, i nostri cari spadaccini, eccoli qua, che hanno conquistato l'intera Britannia col sangue e il sudore. Vediamo di azionare la nostra modalità, attenzione, guardate un po', hanno un danno queste armi davvero uniche, cioè hanno delle spade scintillanti, soprattutto infuocate, non lo so, hanno quasi lo stesso attacco, lo stesso danno arma dei pretoriani e dei gladiatori romani, proprio dei veri e propri mostri. Attenzione, mettiamo anche il piccolo gruppo di lancieri esperti, eccoli qua, vediamo un po' se possiamo posizionarli qui vicino, benissimo, vediamo un po', sì, abbiamo selezionato tutto, il nostro generale è un nobile eroico, perfetto, vediamo di aggiungere un bel gruppo, bene, 3 unità di cavalleria, questa volta ragazzi nelle nostre retrovie, perché non si vedono accidenti, c'è Zeus che si sta divertendo a sparare fulmini e saette, e quindi iniziamo la nostra battaglia. Vediamo un po', le nostre unità completamente occultate nell'ombra, vediamo di salire verso l'alto, l'ombra la nostra migliore amica. Allora, dove sono questi dannati? Oltre la collina cosa c'è ragazzi? Attenzione agli alberi, maledizione, stavo distruggendo la telecamera. Vediamo un po', attenzione, forse saranno da questa parte, ok, mettiamoci proprio qui sopra. Dove sono? Eccoci che ci stiamo proprio dirigendo in avanti, benissimo. Cavallerie, miei uomini, procedete, ok. Allora, vediamo di metterci un attimo nella modalità, come dire, cinematografica, per capire quello che vedono i nostri soldati. Ok, eccoli qua, guardate che fighi, con tutta questa pioggia, ma voi me lo immaginate a combattere con questo tempo proprio nel bel mezzo della Gallia? Mamma mia, proprio ci deve essere un freddo unico. Attenzione, ancora continuano ad avanzare, forza miei uomini, mamma mia, guardate che figo questo paesaggio completamente ostile a noi stessi. Vediamo di procedere dall'altra parte, forza ragazzi, un po' di olio di gomito, scalate questa montagna. Mamma mia che esercito ragazzi, questo ovviamente è l'esercito, i vincitori di Obrauco hanno spazzato l'intera Britannia e adesso tentano di conquistare anche la Gallia. Guardate quanto sono forti e possenti questi soldati. Ancora, forza ragazzi, scalate questa dannata... che cosa? Dove sono? Maledizione,
non riesco a notare. Ah, eccoli, fermiamoci ragazzi, blocchiamoci, mettiamoci meglio. Maledizione, ci stanno bersagliando. Noi ci mettiamo a guardare, intanto qua eccoli che attaccano. Partiamo con la cavalleria. Partiamo con la cavalleria di lato. Avanti miei uomini, procediamo. Avanti. Oh, che succede? Attenzione, una cavalleria avversaria. Il nostro generale è sotto attacco. No. Attenzione, allora, delle unità di lancia concentrate al centro per distruggere questi dannati. Facciamo avanzare anche delle unità qui sul lato per attaccare i nostri cari maledetti. Eccole qui, il lato destro e il lato sinistro pronti a... Ecco questi dannati alberi, non si vede proprio un accidente. Ok, le nostre cavallerie, eccole qua dalle retrovie. Andiamo, spaziamoli. Forza, qui ci sono ovviamente altri frombolieri celti, vediamo di distruggerli a tutta manetta ragazzi, attiviamo la nostra carica frenetica, benissimo, questa unità andrà a distruggere questi altri, benissimo, e noi ci mettiamo ragazzi a guardare la modalità cinematografica, intanto i nostri uomini periscono. Allora, le nostre unità di frombolieri nelle retrovie, benissimo, qui ci stiamo lanciando proprio all'attacco, andiamo, anzi invece di andare qui all'attacco vediamo di raggirare i nostri avversari qui di dietro, benissimo, non vacillate miei uomini, non vacillate, attiviamo la nostra frenesia, attacchiamo qui di dietro, carica, andiamo, eccoli che arrivano, forza, benissimo, ecco che ci lanciamo proprio nelle retrovie avversarie. Una cavalleria purtroppo ha perso intensità, vediamo di procedere con le nostre 3 unità di frombolieri qui dietro, benissimo, le cavallerie stanno procedendo in avanti proprio per spazzare gli avversari, vediamo quello che combinano qua i nostri uomini. Mamma mia, non so se avete capito benissimo, però c'è stato una sorta di aggiramento da parte dei nostri uomini. Attiviamo la nostra modalità frenesia ragazzi, combattiamo, vediamo di concentrare l'attenzione su una nostra unità di combattimento, forza, eccoli qua, ecco come appunto tentano di fuggire questi dannati maledetti, andiamo, forza, abbiamo avuto un attimo di difficoltà, attenzione alle lance ragazzi, questi qua ci spazzano via. Gli uomini stanno scappando dal campo di battaglia. No, cerchiamo di perdere meno unità possibili, no, questa unità di cavalleria non doveva crepare, maledizione, cerchiamo di fuggire, qui cosa hanno gli avversari? Ancora altri frombolieri, avanti ragazzi, procedete, spazzateli via, questi dannati lancieri, bene, ce l'abbiamo fatta, una battaglia abbastanza semplice però colma davvero di emozioni, la scalata della montagna da parte dei nostri uomini. Allora, questa battaglia ragazzi la continuerò almeno una decina di minuti, perché devo cercare di eliminare tutte le unità che stanno cercando di fuggire, perché se cercano di accumulare un altro esercito siamo davvero nei guai. Quindi attenzione, abbiamo ancora una cavalleria disponibile, possiamo partire all'inseguimento, quindi ancora continueremo per qualche altro minuto per cercare di... Il generale nemico è morto, meno male, perché credevo che come al solito il nostro generale così stupido scivolava, sbatteva la testa a terra e moriva da solo, quindi meno male, attenzione, vediamo di inseguire fino a quando è possibile questi dannati che ovviamente come dei topi ci hanno seguito nella tana dei serpenti. Allora, questa cavalleria, vediamo un po' dove stiamo andando, stiamo seguendo gli avversari, mi sa che li abbiamo completamente eliminati. Ecco qua altri frombolieri celti da fracassare, benissimo, ormai questa unità è completamente distrutta, vediamo di attaccare immediatamente questa parte di mappa, benissimo. Eccoli qua che appunto cercano di fuggire, andiamo, se avessimo avuto degli opliti molto più veloci li avremmo distrutti. Forza, abbiamo anche la discesa dalla nostra parte, scendete ragazzi, forza, mamma mia, vediamo se riusciamo ad attaccarli. Questi cosa sono? Uomini liberi di leva, Nonostante tutto sono abbastanza forti, Ecco, si scende dall'alto un vero e proprio manto di uomini, vediamo di distruggerli. Ok, abbiamo perso purtroppo qualche fromboliere perché la cavalleria nemica, ecco il brutto di queste battaglie ragazzi, quando c'è questo tempo davvero così avverso, che c'è Giove in alto che si diverte a passare, non si vede un accidente e anche questi dannati alberi non ci hanno fatto vedere proprio nulla, per questo abbiamo perso diverse unità nel combattimento, però intanto siamo riusciti a farle fuori, ottimo, vediamo qui come sta andando, ci stiamo quasi lanciando al combattimento. Ok, bene, ci vediamo ragazzi immediatamente alla nostra unità principale di battaglia per capire quello che abbiamo combinato questa volta. La battaglia è finita a nostro favore con una bella vittoria decisiva. Purtroppo abbiamo perso 500 uomini ragazzi, che erano davvero molto importanti. Purtroppo, anzi cercheremo di rifarli, però ovviamente l'avversario ha perso circa, vediamo un po', 1200 uomini. Bene, hanno guadagnato anche dei punti di esperienza, però anche i nostri. Bene, allora inviamoli direttamente nelle loro retrovie, perfetto. E adesso cosa è successo? Ah, un'altra battaglia, ben 2100 uomini ragazzi contro altri 1200 uomini avversari. Questa sicuramente sarà una battaglia quasi vinta, però l'esito ve lo lascio per la prossima volta. Ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay. Sicuramente all'interno dei prossimi gameplay la situazione bellica diventerà proprio estrema, perché sicuramente ci lanceremo verso l'assedio di Bibracte, conquisteremo se possiamo la città vediamo un po', di John Lemon, perfetto, e sicuramente i nostri averni qui a Nemossos potrebbero darci fastidio, perché sicuramente erano in guerra con i Pictoni, questa città potrebbe farci comodo e quindi nei prossimi gameplay potremmo
potremmo avere davvero altre battaglie, magari anche molto più spettacolari. Ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti!